Il vescovo era presente, ha celebrato, sancita definitivamente la pace con gli alpini. No, direi che la pace c'è sempre stata, piuttosto c'è stato qualche frainteso, qualche malinteso, i media hanno un po' enfatizzato la situazione, ma con Monsignor Corrado Pizziolo c'è sempre stata intesa e in questo senso io lo ringrazio della sua presenza perché il gesto è stato anche così significativo e distensivo per quanti pensavano meno bene di quello che noi abbiamo sempre pensato. Tanta gente, tanta commozione, specialmente la mia, una rimpatriata incredibile per tutti gli amici che ho ritrovato, ma soprattutto per rendere omaggio a questo Bosco delle Penne Mozze che rappresenta il sacrificio di tanti uomini, sacrificio e dedizione alla patria. Ecco, io vorrei che si riflettesse un po' di più su questo centenario della Prima Guerra Mondiale, non per ricordare una guerra, per l'amor di Dio, ma per ricordare tutti coloro che per questa patria si sono sacrificati e per ricordare queste terre venete, la loro sofferenza, delle donne, dei vecchi, dei bambini, che hanno dovuto abbandonare le case, la tragedia di quegli anni, ecco, non dimentichiamole mai, poi il loro ritorno, la ricostruzione, una vita di lavoro e di dedizione. Ecco, vorrei che venissero rivalutate come è giusto che sia questi sacrifici, che vengano ricordati. Anche noi dobbiamo fare dei sacrifici oggi, ma dei sacrifici morali. Noi dobbiamo, questa Italia deve risollevarsi moralmente e quindi le istituzioni che per me hanno Dante la I minuscola ritornino ad avere la I maiuscola, è da loro che ci aspettiamo l'esempio più grande. Poi la gente comune, noi siamo a disposizione, ma purché ci sia chiarezza, unità di intenti. Generale, lei nel discorso ha anche accennato al terremoto che ha colpito il centro Italia. Gli alpini sono pronti a fare la loro parte come sempre, soprattutto per il dopo. All'emergenza noi siamo intervenuti su indicazione del Dipartimento e sulle richieste del Dipartimento di Protezione Civile, anche se le nostre potenzialità erano molto maggiori. Tuttavia il Dipartimento che ha coordinato la prima emergenza ha ritenuto di dover dare spazio a quelle che sono le necessità che riteneva di dover attuare. L'impegno nostro è quello del dopo, il dopo affinché la gente non si senta abbandonata. Noi vogliamo fare in maniera che le popolazioni non debbano muoversi, come è stato detto da tutti i sindaci, dal loro territorio, e allora il nostro impegno sarà quello di costruire qualcosa che può essere una scuola, un ufficio tecnico, un ufficio comunale, un ufficio istituzionale, ma soprattutto noi puntiamo su una scuola affinché i bambini che vanno lì possano tornare alla normalità nel più breve tempo possibile.